Te la posso mettere qua, la ghost? Cioè, non ero io, È stato ucciso qualcuno in questa stanza? Colpito alla testa, alle spalle? Sì. E prima è stato picchiato alla schiena? Era un uomo che ha rubato? Signore, ci sia anche un bambino? Io sento una voce maschile che è sempre quella, che ha un parlare strascicato, come se fosse un po' anziano. Perché prima la Sabina ha sentito l'odore di incenso? C'era un prete, c'era qualcuno che è passato. Chi è che ti aspetta? Ho sentito una frase. Io no. No, io ho sentito anch'io, sembrava una voce di donna, però siccome lui camminava, Poi ti aspetta, poi non ho capito perché... Cioè... può essere perché io sono io che faccio così, No, ho sentito proprio aspetta che è qualcos'altro. Se incroci vuol dire sì, se allarghi vuol dire no. Poi dimmi sì per favore, se c'è qualcuno. Quindi non c'è nessuno, allarga le bacchette. sta andando a verde, Chi? ha lampeggiato leggermente sul verde, ma Ah, sì. sta rispondendo con quello strumento lì. Mi incroci le bacchette per piacere chiunque tu sia. C'è Balsanella qui? Se sì, incroci le bacchette per favore. Scommettiamo che i saloni ci rispondono con quelle. Dobbiamo venire in salone. Se non volete muovere le bacchette potete Se non abbiamo portare al giallo lo strumento che è sopra il tavolo, per favore. Così ci fate capire che non le volete utilizzare. Prima vi ho portato il verde, poi illuminarlo di più per piacere. Verde, sì. Riesci ad illuminarlo di più? Quindi vuoi In mezzo utilizzare al- le bacchette? In mezzo alla spalata. Dobbiamo venire in corridoio. Se lo riesci a portare al giallo andiamo in corridoio. Però al giallo per favore, perché vogliamo veramente capire che ci volete in corridoio. O dobbiamo andare via, vi diamo fastidio. Se è così, portala al giallo.
Siamo venuti in corridoio. Sposti le bacchette, gli incroci per favore. Grazie. Grazie. Ma può essere che lì non vogliono entrare in quella stanza? Ho fatto lo stesso pensiero prima. Prova a chiederglielo. In quella stanza non volete entrare, se è così apri di tutte le bacchette per favore. Grazie. Eccola. Mamma mia. Grazie. Chiedi se perché è successo qualcosa di brutto. Li rimetti parallele per piacere. Grazie, ferme così. Grazie. È successo qualcosa di brutto in quella stanza? Incrociale se sì. No. O c'è qualcuno di brutto in quella stanza? O c'è qualcuno che non vi piace che abita in quella stanza? Se sì, li incroci per piacere. Qualcuno o qualcosa? O qualcosa. Facciamo così, mi indichi con le bacchette dove sei. Mamma, La stanza. mamma mia. E il brivido per tutto. Sei dietro di me, quindi se sì, apri la bacchetta di sinistra, la mia, e la porti dall'altra parte per cortesia. Riesci? Grazie. Grazie. Oh, gli strumenti sono fermi. Prima c'è la balsanella con noi. Se sì, incrocia le bacchette per favore. Se no, apri del tutto. Grazie. Grazie. C'era una donna però. Secondo me qua ci stanno prendendo in giro. Non so. Chiedi se si chiama Beatrice. Ti chiami Beatrice? Ecco. Grazie. Eri tu che ti sei fatta sentire chiedi con l'odore di incenso? Eri tu che ti sei fatta sentire con l'odore di incenso? Se sì, apri del tutto le bacchette per cortesia. Grazie. Grazie. Quindi è lei che forse ci ha seguiti e ci ha protetti? Quindi sei tu che ci stai seguendo e proteggendo? Se sì, incroci le bacchette per favore. Ci stai proteggendo? Ecco perché c'è l'odore dell'incenso. Grazie. Grazie. Grazie per quello che fai. Ci stai proteggendo da chi? Da qualcosa di brutto, di male, che ha fatto del male? Che ha fatto del male? Se sì, le chiudi. Forse non può parlare. Stai proteggendo da Romano De Zellino? Se sì, apri le bacchette del tutto. Quindi c'è addirittura Romano Lezzerino, scusa. Forse ho capito. Beatrice, ci stai tenendo qui perché non vuoi che andiamo di sopra? Madonna. Quindi è per questo che ogni tanto ti fai sentire, poi sparisci, poi ti rifai sentire, per tenerci il più possibile più giù. Quindi non so se... Cos'è, già sì? Devo chiedergli se sopra c'è Romano. C'è Romano De Zellino di sopra? Ma siamo sicuri? Non lo so, io mi è venuto in mente sto nome così all'improvviso, non lo so perché. Per carità, prima l'abbiamo detto, Prova a richiederlo.
Cosa? Che ha fatto? Te lo richiedo e mi incroci le bacchette come prima. Ma c'è Romano De Zelino di sopra? Porca vacca. Ti faccio un'altra, scusami, ma voglio capire. Beatrice, se c'è Romano, apri le bacchette completamente. Ti ringrazio. Grazie. Che fatto è? Incrocia le bacchette, per favore. Sei stato in convento? Faglielo rifare. Faglielo rifare. Aspetta un attimo che finisco. No, riapri questa di destra, per piacere. No, riapri. Me la riapri, per favore, la bacchetta di destra? Questa qui è la mia destra. Grazie. Se sei stato in convento, apri del tutto le bacchette, per favore. Già. Comunque sei gentile a parlare con noi e a darci queste risposte immediate. Mi puoi dire con tutte e due le bacchette nella stessa direzione dove sei, per piacere? Prova ad allungare le braccia. Io sono sconvolta. Io ho un'altra impressione. Ti faccio una domanda. Sì, ma perché non vuole che andiamo di sopra? Vuoi che andiamo via subito? Ci sta indicando la porta. Secondo me non stava rispondendo alle domande di prima. Ci stava indicando la porta perché chiudeva troppo. Vuoi che andiamo via? Apri le bacchette. Ti faccio un'altra. Se vuoi che andiamo via, incrocia le bacchette, per favore. Le incrociate? Noi andiamo via, però ti chiedo solo una cosa. Una cortesia. Una cortesia, come dice la Chiara giustamente. Romano è di sopra nel corridoio? Se sì, incrocia le bacchette. Chiedi nella stanza delle canoe. Romano è nella stanza delle canoe? Sempre incrocia se hai risposto affermativo. No. Stavo per chiedere se è nella stanza della cassaforte. È lì, quella grande, grande, grande? Incrocia le bacchette se è sì. Grazie. Vuoi che al piano di sopra ci andiamo un'altra volta? Se sì, incrocia le bacchette, per piacere. Madonna. Grazie. Grazie. Te lo richiedo. E mi apri solo la bacchetta di destra, per piacere. Vuoi che torniamo la prossima volta e andiamo di sopra? Madonna. Grazie. Grazie. Penso di parlare un po' per tutti. Ci fa voglia di andare di sopra, però vogliamo ascoltarti. Se veniamo la prossima volta, possiamo andare di sopra e mi apri la bacchetta di sinistra, per piacere? Grazie. Grazie. Veniamo la prossima volta. Per me, dopo. Non è che decido io, dite di voi. Queste bacchette mi hanno sconvolta. Molto sconvolgente. Hai visto che comunque questa Beatrice esiste? Era quella che dicevi tu? Era in chiesa? Ti ha fatto sentire anche l'incenso? Sì.
Forse perché sapeva che io sapevo di lei, Può mi ha essere. fatto sentire a me. Beh, sei stata l'unica che parlava di lei. Sì. Anche... Non so neanche come mi sia fatta saltare fuori perché ho cercato le notizie accurate del castello, ma più che del castello della famiglia di Peraga, dei vari discendenti, se avessero avuto figli, eccetera, e proprio è saltata fuori sta cosa dei due fratelli che erano molto religiosi. Ma la persona che abbiamo detto prima, che è lì sopra nella stanza della cassaforte grande, è sempre qui o c'è solo oggi? Se è sempre qui, mi apri le bacchette tutte e due? Ah, è furba. Non ci vuole così lui se ne va. No, è sempre qui, ho chiesto. Sì, è furba perché così secondo lei, cioè lei secondo noi dice che... Ui, Io ho capito. Madonna. Ma la luce. No, si era come chiuso l'orecchio. Ah, perché voleva andarci via. Dice che è sempre qui Sì, ho capito. perché così torniamo un'altra volta e lo troviamo. Ah, mi si è tappato tipo Ho l'orecchio. capito quello. Cioè, Ma neanche. infatti, è per quello che lui ha chiesto, è quello che ho pensato anch'io. Dici la verità, per favore. Romano è spesso in questo castello? Se sì, apri la bacchetta di destra solamente per piacere. Però spesso, non sempre. Te la rifaccio la domanda. Ferma. Vorrei che mi aprissi quella di sinistra. È sempre qui? Grazie. È spesso allora qui? Mi apri quella di sinistra? Spesso, ma non sempre. Grazie. Grazie. Vedo che è tipo a ridere. C'è che dà segnale questo. Dà segnale il... Cosa c'è? Cosa c'è? Mi ha tirato le bacchette. Cosa? Mi ha tirato giù le bacchette. Dai. Ah, Cioè io sono sconvolta, tutto un tirare qua. Tira giusto farlo che non ti... che fastidioso. come Avevo le me bacchette prima qua. col cappuccio, una cosa veramente fastidiosa. Avevo le bacchette qui. Ho sentito proprio una tensione così. Sì. Ma forse perché vuole parlare ancora con le bacchette, Non lo so. Da un attimo. Comunque questo si sta accendendo, io lo voglio riprendere. Mettiamo sulle scale questo, vediamo se si sente qualcosa. Sì. Ma senti, ma possiamo mettere anche una videocamera piccola un attimo di là? Le scale? Sì, adesso lo riprendo. Ma che schermo? Poi non c'era tutto dalla stanza ma comunque posso dire una cosa? Tu sta stanza della cassaforte. C'hai la fissa ancora da quando sei venuto a fare i video qua, lo sai? Sì. Sì. Mi ha colpito come mi hai parlato di quella stanza della cassaforte. Dopo siamo andati a fare il sopralluogo, mi ha detto eccola qua la cassaforte. Questa qui. Sì, però non so se si veda. Romano, sei qui? Fa un rumore per piacere. A parte che tu non prendi ordine da nessuno. C'è qualcuno in questa stanza? Secondo te Romano Pizzellino fa quello che diciamo noi? No. Però sei qui. Secondo me c'è quasi musica. La Beatrice?